Sì, la partita sapevamo che sarebbe stata dura, bisognava fare una partita di alto livello contro una squadra che ha un potenziale offensivo importante. Si è dimostrata difficile nei primi due quarti, loro hanno avuto un passo un pochino più incisivo rispetto a noi, però il nostro merito è quello di aver ruotato 9 giocatori, di essere stati sempre nella partita, però avevamo bisogno di qualcosina in più dal punto di vista proprio individuale, quindi dovevamo essere un po' più tonici. Lo siamo stati nel terzo quarto e abbiamo preso la fiducia di poter mettere le mani sulla partita, e quindi nei secondi due quarti siamo stati più incisivi sicuramente, siamo stati più attratti, più tonici in difesa di quanto abbiamo fatto nei primi due quarti. C'è da dire che nei primi due quarti abbiamo tirato male, nei secondi due quarti un pizzico meglio, siamo riusciti ad andare meglio vicino all'area nei secondi due quarti rispetto ai primi due. Questo ci ha dato l'opportunità di giocare un po' meglio. Siamo stati bravi a poter gestire il carico dei falli di Chinellato e di Andreani per poterli avere nell'ultimo quarto. Diciamo che oggi la giornata sulla precisione del tiro, loro che sono una squadra offensiva sono stati all'altezza della loro reputazione, noi decisamente di meno, però abbiamo avuto la tenacia giusta, quella cazzimma per poter non mollare la partita, e alla fine l'abbiamo vinta. Però voglio dire, Montebelluna ha mostrato che merita il posto che ha e sarà sicuramente una squadra importante nella classifica finale del regular season. La svolta della partita sicuramente è stata nel terzo quarto, dove Padova ha alzato l'intensità e noi ci siamo un po' sciolti da questo punto di vista, e quindi il parziale è stato meritato. L'aspetto positivo direi che siamo riusciti a compattarci rispetto ad altre occasioni in cui invece di fronte a delle situazioni un po' di difficoltà eravamo andati a ricercare soluzioni individuali. In questo caso invece siamo riusciti a tenere un po' un'identità difensiva e da lì piano piano rosicchiare un paio di punti. Come Padova, anche per noi la pausa ha significato interrompere un discorso che stava andando bene, che aveva degli equilibri e che adesso necessita di un nuovo assestamento, per cui credo che ci vorrà ancora un altro paio di settimane per vedere veramente di nuovo quelli che sono i veri valori del campionato, e da questo punto di vista Padova credo che appunto con pieno merito starà sempre davanti, e noi dietro cercheremo di ritagliarci la posizione migliore possibile per la griglia playoff.